il titolo dell'interrogazione già dovrebbe bastare, visto che si chiede a che punto siamo con l'investimento industriale di valenza sovranazionale in Aussacorno e nello specifico nella punta sud dell'Aussacorno, in comune di San Giorgio Nogaro. Questo perché lo scorso mese di luglio questo Consiglio regionale ha stanziato una cifra importante per autorizzare la Regione a sottoscrivere un accordo di programma al fine di perseguire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo regionale e la crescita della filiera siderurgica presente nell'agglomerato industriale dell'Aussacorno. E più in particolare si tratterebbe di un investimento industriale strategico di valenza sovranazionale da localizzarsi nei terreni di punta sud. Quindi di questi 20 milioni di euro, nel corso di questi 8 mesi, ormai quelli che sono passati, 7-8 mesi, noi abbiamo cercato più volte di capire con la direzione centrale competente in materia a che punto fossero i lavori, quali fossero le carte presentate per permettere a questo Consiglio regionale di stanziare una cifra così importante, ma soprattutto come si stessero spendendo i 20 milioni di euro stanziati. Ultimamente abbiamo potuto verificare da quello che è il bilancio della Regione che ci sono state risorse impegnate e quindi non solo prenotate come tutti i 20 milioni di euro che ovviamente saranno a disposizione anche nei prossimi anni, ma risorse impegnate per 548 mila euro nel 2022, a cui si aggiungono ulteriori 309.664,70 centesimi di euro nel 2023. Per cui, per questo motivo, chiediamo, non essendo stato dato seguito all'accesso agli atti formale, presentato e sollecitato più volte alla stessa direzione, quali siano i provvedimenti per cui sono state impegnate e pagate le risorse che citiamo ovviamente nell'interrogazione e se sia possibile avere non solo i documenti di impegno ma anche gli esiti e quindi se ci sono stati degli esiti dagli studi, dai progetti, da tutto quello che è stato fatto circa questo investimento. Grazie Assessore. Grazie. Come abbiamo avuto modo di spiegare più volte, si tratta di un intervento complesso, le cui progettualità contemplano l'articolata infrastrutturazione dell'area industriale Aussacorno, ricompresa nel perimetro dell'agglomerato industriale di interesse regionale ivi localizzato, tesa a rendere la medesima asservibile ai fini insediativi di carattere industriale, conseguentemente alla programmazione strategica di sviluppo industriale perseguita a far data dall'adozione del piano urbanistico regionale. Siffatto intervento consegue temporalmente e conseguenzialmente la cessazione della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo sviluppo economico industriale dell'Aussacorno a seguito dell'avvenuta esecuzione del riparto finale in favore dei creditori consortili, riconosciuto da ultimo con delibera 2 dicembre 22 numero 1845, con la quale la Giunta regionale altresì ha preso atto della cessazione degli organi della procedura, provvedendo al contempo alle residue attività liquidatorie. L'intervento ad oggetto della richiamata legge regionale 1322, articolo 2, commi 44 e 48, si sostanzia proprio a mente dei commi 44 e 45, in progettualità di carattere strettamente pubblicistico, tese da un lato ad implementare la capacità logistica della zona industriale con particolare riferimento al suo asset primario, ovvero il canale navigabile del Corno, e dall'altro a superare le criticità legate alla quota di campagna in quota parte dei terreni Pertanto si significa come sia rispondente all'interesse pubblico regionale provvedere agli interventi infrastrutturali summenzionati, al fine di rendere pienamente idonee all'insediamento le aree individuate, nonché implementare la fruibilità
anche in termini di trasporto marittimo a servizio dell'industria, delle infrastrutture portuali regionali esistenti di carattere strategico. Ad oggi si è provveduto all'affidamento di incarichi di carattere tecnico finalizzati da un lato alla progettazione preliminare degli interventi di interesse pubblico sopra riferiti e dall'altro al compimento di molteplici e puntuali studi di settore, tra i quali assumono primaria importanza le indagini finalizzate a garantire la verifica della compatibilità idraulico-morfologica dell'implementazione della capacità logistica del canale navigabile Corno. Solamente in esito a questa attività di approfondimento tecnico-scientifico da parte degli Atenei di Udine e Trieste, con i quali sono stati stipulati i rispettivi accordi operativi, tesa a conciliare gli interventi di infrastrutturazione con esigenze di tutela ambientale dell'habitat lagunare, della linea di costa e dei corpi idrici marino-costieri, sarà possibile circostanziare e perimetrare la specifica tipologia di lavorazione. I succitati studi, caratterizzati da un alto grado di eterogeneità per materia e scopo, oggetto di affidamento professionale, data la connaturata complessità della progettualità in parole e le molteplici indicazioni da un punto di vista sistemico delle ricadute, sono a distanza di pochi mesi dal loro perfezionamento in itinere. In relazione agli specifici impegni di spesa ad oggi adottati dalla Direzione, a seguito dell'attivazione dei predetti accordi, si chiarisce quanto segue. Già con delibera 1005 in data 8/7/22, la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste, Udine, per la realizzazione dello studio di tutela ambientale propedeutico al progetto integrato di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e implementazione dell'accessibilità al porto di San Giorgio. L'accordo quadro successivamente sottoscritto dalle parti in data 1/8/22 non comportava oneri a carico del bilancio. La collaborazione fra le parti è stata successivamente attuata tramite appositi accordi attuativi di tipo operativo con un valore economico per contributi di ricerca in base all'articolo 15 della legge 241 del 90. A novembre 22 sono stati siglati 2 accordi di collaborazione per attività di ricerca, supporto specifico e metodologico al fine della predisposizione dello studio di tutela ambientale propedeutico al progetto integrato di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e implementazione dell'accessibilità al porto di San Giorgio di Nogaro, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e i 2 Atenei regionali. Per la copertura degli oneri di cui ai predetti accordi è stato impegnato l'importo di 300.000 euro e si è dato corso alle prime liquidazioni per i preliminari studi morfologici, ambientali e tecnici effettuati dagli Atenei. Inoltre, come ben noto ai consiglieri e come disposto dalla norma, procedere per definire il quadro conoscitivo della riqualificazione industriale comporta studi e approfondimenti da loro stessi richiesti, ad esempio per analisi chimiche e tossicologiche dei campioni, studi morfologici e tutto quanto necessario per un compiuto studio lagunare. Ovviamente non si entra nel merito tecnico di come viene gestito il fondo pluriennale vincolato, per cui con tutta evidenza lo stesso è stato attivato e sullo stesso potrà intervenire separata nota da parte degli uffici. Grazie Assessore. Consigliere Sergo, se vuole rispondere. Sì, poi magari appunto l'assessore ci darà anche la risposta e la nota degli uffici, anche perché io ho sentito parlare dell'impegno di 300.000 euro, ma mi mancano gli altri 548.000 e quindi sicuramente nella nota avremo riscontro anche di quelli. Lei lo sa perché ne abbiamo parlato più volte anche in commissione, che io le carte le avevo richieste già a luglio praticamente, subito dopo l'approvazione della norma e poi anche a ottobre. Eravamo in aula anche a novembre quando
e avevo fatto presente anche lei di questi miei accessi agli atti per cui non avevo ricevuto risposta. C'era la direttrice presente e lei stesso mi ha detto sì, le daremo tutte le carte, e io ho dovuto aspettare l'ultima seduta del Consiglio regionale per fare un'interrogazione per avere forse le carte, ma in quell'occasione voi avevate anche annunciato quello che poteva essere già un primo esito degli studi fatti dall'Università di Trieste e dall'Università di Udine circa la possibilità di quanto poter dragare il canale. Si era parlato di arrivare a un 9 metri, se ricordo bene. Il problema è che negli annunci dell'acciaieria i metri sono molti di più da dover dragare. Io credo che, come vede, non stiamo esprimendo alcun tipo di giudizio né di pregiudizio sul progetto, anche perché non sappiamo quale sia il progetto. Sappiamo solo che ci sono molti punti interrogativi su quello che è stato detto a proposito del progetto, su quelle che sono le intenzioni. E ovviamente basandoci solo su quelle che sono note stampa uno si può già fare un'idea ben precisa, uno di quanto sia infattibile fare una cosa del genere in quell'area, due, ricordare che in quell'area c'era un piano particolareggiato approvato dalla provincia di Udine, presidente Fontanini, dove si prevedeva di fare un parco e un campo da calcio e adesso si fa un'acciaieria, e quindi ci sono ovviamente ancora delle perplessità. Io mi auguro che dalle carte e dalla risposta che ci ha fornito si possa avere magari qualche certezza in più, e non so poi se la collega che appunto risponderà dopo di me sarà soddisfatta anche circa il cronoprogramma di questi interventi, perché francamente ci sfugge ancora soprattutto capire se i famosi 30 mesi annunciati a giugno 2022 in cui sarebbe stata realizzata tutta questa opera saranno rispettati o meno. Mi permetto di dire che qualche dubbio anche sulle tempistiche ce l'ho, ma è inutile ovviamente parlare, staremo a vedere su quello che succederà. Intanto la ringrazio per aver risposto all'interrogazione.